e quindi non temiamo gli altri, li rispettiamo, ma non abbiamo paura. La sfida è aperta e senza nessun timore. Si è appena concluso il primo consiglio federale della Lega Nord in via Bellerio a Milano dopo la cacciata di Flavio Tosi e Matteo Salvini si dice tranquillo. Il tema sul tavolo è il Veneto. La campagna di Luca Zaia è pronta a partire e il Carroccio dopo la bufera cerca di mostrare i muscoli. Tutti i sondaggi in mano a chiunque dicono che Zaia è avanti. Nella peggiore delle ipotesi, anche se si candidano tutti quelli di cui stiamo leggendo in questi giorni sui giornali, di 8 punti. Veneto al lavoro. Giampaolo Dozzo, presente in via Bellerio, è ufficialmente il commissario della Liga Veneta. Domani subito il Consiglio nazionale 90 Padovana, da decidere non soltanto le liste, ma anche un altro capitolo chiave, il ritorno degli epurati da Tosi, con un obiettivo. Di riesaminare alcuni di coloro che sono stati allontanati senza motivo, senza senso, senza aver fatto niente di male, perché stavano antipatici a qualcuno. Non solo, le porte si riaprono per qualcuno. Il segretario provinciale di Venezia, contro cui era stato preso un provvedimento di sospensione settimana scorsa, ha mandato le sue scuse e quindi è stato ritirato il provvedimento di sospensione. Ed altre potrebbero chiudersi. Se qualche deputato o senatore farà altre scelte, auguri. Gli stessi auguri che Salvini fa ironicamente a Tosi, perché sa bene che tra gli avversari da domani in poi c'è da mettere in conto anche lui, l'ex compagno di partito. Se Tosi si candida, gli facciamo gli auguri. Penso che fosse una battaglia di ambizione personale, che è legittima, poi decidono i veneti fortunatamente e quindi sceglieranno fra i due competitori che saranno Zaia e la Moretti. Stilettate puntuale che l'aveva definito dittatore. Insomma, per Salvini Tosi non avrà storia. Il segretario sprizza ottimismo, ma sa bene che l'Election Day fissato al 31 maggio potrebbe essere un handicap. Mi sembra una data demenziale, perché cade nel bel mezzo di un ponte, mi sembra scelta dalla sinistra che ha paura per cercare di andare a far votare meno gente possibile. Ma pensa già oltre alla prossima iniziativa, anche in Veneto come in tutta Italia, in piazza l'11 e il 12 aprile, per raccogliere firme da parte dei cittadini che si sentono meno tutelati dei migranti in arrivo sui barconi. Perché vengano riconosciuti come profughi in patria